piacere di trovare Davide Pregnolato. Davide Pregnolato è un personaggio di Taglio di Po, conosciutissimo per il suo passato anche politico, ma soprattutto di persona impegnata nella Pro Loco, in tantissime cose. Aggiungo inoltre che è anche bersagliere, so che a lei ci tiene molto e questo è giusto ricordarlo. Siamo qua da Davide perché ha fatto un libricino, il sesto della sua lunga lista di libri fatti e scritti da lui, che si chiama La nascita del Delta del Po. Allora, perché ha scritto questo libro? Lei mi ha anticipato, voglio che resti qualcosa di quello che io ho conosciuto e ho studiato e soprattutto ho amato di questo territorio. Sapendo diverse cose, la nascita per esempio, la nascita del Delta del Po, conosciamo proprio il giorno e conosciamo anche l'ora della nascita del Delta del Po, va bene? Ed è una cosa singolare, un territorio che prima non esisteva, il Delta del Po, e poi si è formato in tanti anni. Ebbene, questo è un fatto singolare, è un fatto che è giusto che venga scritto, che venga ricordato e che tutti coloro che abitano o che sono nati nel Delta del Po, secondo me, devono conoscere la data in particolare, 16 settembre 1604. I 400 anni trascorsi ci insegnano che il Delta del Po non si può mai fermare. Ecco, nel suo libro ci sono aneddoti. Gli aneddoti non riguardano tanto la nascita del Delta del Po, ma riguarda la vita degli abitanti, la vita delle famiglie del Delta del Po. Per dire che carattere hanno. Una volta si mangiava purtroppo solo polenta e il capofamiglia ha inventato una forma, vabbè, per alleggerire questa carenza, diciamo. E dice, immaginiamo che oltre la polenta ci sia un pollo. E allora i bambini marmocchi, erano una decina circa, mangiavano polenta e pollo. Una bella bistecca, adesso mangiamo polenta e bistecca, adesso c'è un'anguilla, polenta e anguilla. A un certo momento viene sul più piccolo e dice: papà, basta cose buone, è finita la polenta.